Dio non ci abbandona. Il Covid scoppia a dicembre in Cina. Cazzi loro. Il 9 marzo l'Italia è in lockdown. Tutti chiusi, anche le chiese. Come faremo a dire a Dio che questo virus non ci piace? Calma. Il 19 marzo il Papa invita tutto il mondo ad un rosario. Radio Maria annuncia: si sta realizzando il periodo di Satana, che darà un chiaro segno della diminuzione dei contagi nella festa dell'Annunciazione. E dopo 2 giorni di retta mondiale, preghiera, adorazione, benedizioni urbi e torbi ed indulgenza plenaria. Mal che vada, almeno quelle ce la pigliamo. Dio non ci abbandona. Non cade foglia che Dio non voglia. Ha mandato flagelli, ma ha fermato virus, guerre puniche. Ah, non era Dio, cioè lui, il nostro. E Pasqua, messaggio del Papa. L'Europa dia prova di solidarietà. Da Dio a Dia, l'Europa. Proviamo con lei. Conclusione del mese di maggio, con l'unione di tutti i santuari mariani del mondo, al grido di Maria, liberaci da ogni pericolo. A giugno, cattolici, evangelici ed ebrei di tutto il mondo uniti in preghiera interreligiosa per fermare la pandemia. Ma mancano i musulmani e non si raggiunge il quorum. Luglio. Era certo, la preghiera ha avuto il suo effetto. Dio non ci abbandona. Agosto, le discoteche del diavolo richiamano il virus. Ferragosto. È la festa dell'Assunta! L'assunzione della Vergine indica all'uomo qual è il suo destino eterno. Festa della Madonna del Rosario. Il Vaticano pubblica l'ebook Rosario per la crisi e la salute. Così ste capri imparano a pregare senza errori. Il 25 ottobre finalmente la Madonna dà il suo messaggio. Cari figli, in questo tempo vi chiamo a ritornare a Dio e alla preghiera. Satana è forte, invocate tutti i santi in vostro aiuto. Praticamente uno scaricabarile. Festa di tutti i santi. Mezzo mondo torna in lockdown. Ci prova pure tutta l'unione delle suore dei conventi del mondo. Occorrono preghiera, silenzio e digiuno. A Napoli, intero monastero di clausura col Covid. Sorelle, e quello San Gennaro scioglie il sangue, mica fa il biologo che inventa i vaccini. Ma a Natale sicuro? Speriamo. Usciremo certamente da questa pandemia, come siamo usciti da pestilenze, guerre, eruzioni. Un bel giorno, grazie a Dio, che non ci ha abbandonato. O forse siamo noi a non abbandonarlo. La preghiera cambia me, non cambia Dio, onnisciente, onnipresente, onnipotente, che sa quel che fa o che non fa. A noi ci tocca amare il prossimo, il nemico, il migrante. Esagerammo! Perciò non offrire la tua preghiera per me. La preghiera non è una macumba, è una carezza che fai al tuo cuore. Blasfemo! Pregherò anche per la tua anima! Quanto amore! L'esigenza di rivolgersi al cielo per ottenere un aiuto resterà sempre, ma io desidero la compagnia del tuo essere acceso dalla preghiera che fai per te. Durante la seconda ondata della peste del 1837 morì un poeta maledetto a 39 anni. E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io, che sono? L'io non ci abbandona. Se non aspettiamo dal cielo un Dio che schiacci i nemici, che fermi i virus, che faccia vincere il ricorso a Trump. Ma dove sarà ora quello sfortunato poeta maledetto, pieno di domande, di preghiera? Con Dio? Con Satana? Satana! Ne parliamo alla prossima puntata!